Störung ai microfoni e in video per Smile Radio. Rodolfo Calorio. Störung rappresenta la volontà di interferire proponendo un sound raramente fruibile alle nostre latitudini. Le atmosfere melodiche, gli impianti ritmici e i patterns minimal riconducibili alla dicitura Berlin Sound, almeno così si usava chiamarlo nei circuiti discografici e clubbing in Europa nel decennio seguente la caduta del muro, sono l'energia dell'interferenza e l'ampiezza dell'onda sonora. Attraverso l'interferenza propongo quello che secondo me è il meglio tra i live e i DJ set nella Berlino che più da vicino conosco, avendo vissuto per anni ad Amburgo, o forse dovrei parlare della città che conoscevo, nell'ineluttabile passaggio del tempo e col limite delle costanti, ma ormai rarefatte, visite alla capitale tedesca. Come i nostri frequent listeners e anche viewers, visto che su Smile Radio potete anche vedere i contenuti di Störung, sanno, da qualche settimana, dall'inizio della seconda stagione, ho inaugurato il Vor der Störung, cioè un frammento, un incipit dell'interferenza. Quest'oggi l'interferenza, il prima dell'interferenza lo inglobo nell'interferenza stessa. Potete vedere infatti qua alla mia sinistra, di fronte allo schermo per voi, c'è un pannello bianco, è una tela virtuale, perché è un foglio di compensato, ci sono delle bombolette, il mio divano è, spero, correttamente coperto di cellophane, perché qualcuno durante di Störung oggi dipingerà su questa tela. Il cosa io non lo so perché gli ho lasciato carta bianca. E quindi anch'io, come voi spero, sono curioso di scoprire alla fine del programma cosa ci sarà al posto di questa tela bianca. Oggi la Vor der Störung, prima dell'interferenza, entra dentro l'interferenza di Störung e stasera con noi per un live painting Thomas Budroni. Torniamo all'interferenza sonora di questa notte per questa puntata 2, stagione 2, numero 4 di Störung. Stanotte il viaggio spazio-temporale ci porta al Mystic Forest Festival. Il suono di questa navigazione di stanotte, questa navigazione elettronica, è a cura di un duo, Kotelett e Zadok.
Intanto sono costretto a indossare la mascherina perché l'odore qua nella stanza si fa acre. Non so alla fine della puntata se sarò ancora in me, è meglio dirlo da subito. Torniamo all'argomento di stasera, alla navigazione elettronica, dicevo, a cura del duo Kotelett e Tzadak, e nessuno sa con certezza da dove questi due provengano. Si dice che una volta avessero un amore comune per la pesca e indicano il loro fatidico incontro da qualche parte sulla costa della Germania settentrionale. Se credete alle varie voci, Tzadak ha perso i pantaloni in un raid del Dipartimento di Pesca e Selvaggina del Land, mentre Kotelett, a causa di un'overdose di chiaro di luna, ha perso la licenza di pesca. Entrambi hanno perso la licenza e, ups, è andato perso anche il loro unico mezzo di sostentamento. Quello che restava loro da fare era fuggire a Berlino, una fuga ombrosa e con gli occhi annebbiati, dove nessuno li conosceva per nome. D'ora in poi è un'altra storia. Si dice che uno dei due abbia borbottato da sotto la sua folta barba. Tutto sommato è stato uno sviluppo perfettamente logico, dal momento che le notti erano comunque agitate e le cose più pazze finivano sempre in rete. E se tutti i pesci gatto sono grigi, se tutte le trote sono rosa. Quindi d'ora in poi un'altra storia, uno dei due disse l'altro. E così l'asta di controllo è stata rapidamente sostituita dal controller, il lato della corsa con il backspin e la sirena della nebbia con la macchina del fumo. Ciò che prima veniva sfilettato ora viene filtrato. Ciò che veniva catturato ora viene lanciato. Da allora non hanno mai più pulito i ponti delle barche, ma hanno invece iniziato a produrre questo sound.
Ora dovunque gettino l'ancora soffia una forte brezza di basso, le onde sonore si alzano e nessun bicchierino rimane asciutto. Chi non si aggrappa al tienti bene verrà spazzato via come gli spratti nella rete. Anche dopo 7 lunghi giorni è una zavorra potentemente alcolica, uno sguardo nella folla di volti abbronzati dall'aria densa del club rivela tutto. Kotelek e Tzadok non scendono a compromessi e mettono insieme ciò che appartiene loro, musica e momenti magici. Ormai conosciuti a Berlino per il loro suono epic che piega gli edits che trascendono nel tempo, proprio come la luce trascende attraverso lo spazio. I Kotelek e Tzadok di Berlino sono considerati da molti l'essenza dell'elettronica tedesca e questa notte sono qua a Radio Sme.
Kotlet e Zadak stanotte a Disturbing. I due lavorano assieme dal 2008 e quando per puro caso, perché non si conoscevano ancora, alle prime luci dell'alba di un nuovo giorno, mentre il party cui avevano partecipato volgeva al termine e all'insaputa l'uno dell'altro, tentarono di convincere l'ultimo DJ in line-up che era giunto il proprio turno per suonare. Così per caso si trovarono insieme in console per la prima volta. Così, dopo questa casualità, decidono di acquistare 2002 e per gioco incidono la loro prima release, che però riceve così tanti feedback da diversi angoli del globo da far comprendere loro che possono, anzi debbono, provare a trasformare un gioco in una professione. Non si dedica ad un genere in particolare, spesso le loro produzioni nascono da estemporanee jam sessions in studio senza badare in nessun modo a cosa è trendy in quel particolare momento storico. Se passate per l'Holzmarkt, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa a Disturbing, o al nuovo super gettonato ristorante vietnamita Con Toe di Neukölln, è possibile trovarli davanti ad una pinta di birra. Ma se da questo momento in poi conosciamo meglio chi cura il sound di stanotte qua a Radio Sme, nulla ancora detto della destinazione di questa onda sonora di interferenza, il Mystic Forest Festival, letteralmente il festival della foresta mistica. Mistig haucht der Wind durch den herbstlichen Birkenwald und vernarbt des grauen Alltags tanzen wir, beyond Gut und Böse, in den Sonnenuntergang. Il vento soffia misticamente attraverso il bosco di betulle autunnali e lontano dal grigio di ogni giorno balliamo, al di là del bene e del male, nel tramonto. Sonnenuntergang. Questo era il Claim che pubblicizzava il mini festival di 2 giorni tenutosi a Berlino Spandau lo scorso 24-25 ottobre, sotto gli alberi di betulla in una foresta su uno dei tanti laghi che circondano la capitale.
Nell'evento Facebook l'invito a partecipare era il seguente: cari elfi dei boschi e spiriti della foresta, siamo molto felici di potervi richiamare nella mistica foresta magica. Prima che l'inverno e l'ondata di virus ci portino completamente sotto il loro controllo, possiamo tutti gioire e ballare insieme nella bellissima foresta delle feste di Hazelhorst. Una selezione molto allettante di creature mistiche farà saltare la nostra magia. A Berlino da mercoledì scorso sono in lockdown come nel resto della Germania e al tempo del Mystic Forest Festival era imposto il coprifuoco notturno. Allora, devono essere i fumi dello spray che il nostro Thomas Budroni stasera sta eseguendo dal vivo qua a Disturbing, ma ho sbagliato il punto in cui stavo leggendo, quindi mi sono intreolato da solo, mi sono incartato. Allora, torno indietro. È vero, sono in lockdown in Germania. Comunque, torno indietro, rewind. E ancora l'invito su Facebook che sto leggendo. A Berlino è stato imposto il coprifuoco notturno. Purtroppo possiamo tenere il nostro festival solo di giorno, ma il corvo diurno è comunque il migliore. Come avrete probabilmente notato, la situazione in città non è così facile, soprattutto vista questa occasione. Pertanto dobbiamo agire tutti con molta attenzione e rispettare sempre le regole fornite. Tieni inoltre presente che in questo periodo dell'anno può fare abbastanza freddo e preparatevi di conseguenza. Ovviamente, come sempre, vale la pena arrivare presto e poiché il numero di partecipanti è strettamente limitato, questo è particolarmente giusto in questa occasione di coronavirus. Quelli che arrivano presto sono sicuri di entrare.
insomma è un live, si è visto qualche incidente che ho dovuto ricorrere a dei cellophane ulteriori e poi anche andare ad areggiare, perché davvero qua l'aria comincia a farsi satura di acidi vaporizzati e infatti l'effetto sul conduttore di Disturbing si vedono. Insomma è un'interferenza disturbata questa sera. Ha reso necessario l'uso di una mascherina FP3, infatti la mia voce è ulteriormente cambiata, ma davvero non posso escluderla questa sera. Disturbing, l'interferenza, Radio Sme, Rodolfo Calorio, Thomas Budroni. Non è finito, perché secondo me qua viene la parte più interessante, sempre dall'evento su Facebook del collettivo che ha organizzato il Mystic Forest Festival. Ancora dice così: poiché questa festa viene svolta legalmente e in collaborazione con le autorità ambientali e sanitarie, è stato sviluppato e approvato in anticipo un concetto di igiene. Il nostro concetto di igiene prevede le seguenti regole, tenendo conto delle misure imposte per contenere l'agente patogeno Covid-19, che devono essere osservate da tutti i partecipanti e devono essere controllate anche da noi dello staff. Regola numero 1. La regola della distanza di 1,5 metri si applica al periodo dell'evento sull'intero sito, anche se vieni da una famiglia. 2. All'ingresso, sulle piste da ballo e al bar tutti gli ospiti sono tenuti a indossare la mascherina in modo appropriato. 3. Nessuna entrata senza carta d'identità è consentita. Non è sufficiente una copia, una foto o la tessera sanitaria. 4. Se hai sintomi del raffreddore o hai avuto contatti recentemente con una persona malata, ti preghiamo di stare lontano dall'evento. Le persone con sintomi di raffreddore non sono autorizzate a partecipare all'evento. Esiste una rigorosa politica contro i filmati e le fotografie. Ma continuo, poi capirete perché sono così dettagliato su questo aspetto. Il successo nell'attuazione dell'evento, nonché la prospettiva di ulteriori eventi futuri nelle condizioni date, dipendono dalla collaborazione responsabile di tutti i partecipanti. Si prega di prestare attenzione l'un l'altro, attenersi alle linee guida e seguire le istruzioni del personale. All'ingresso è richiesta una piccola donazione. È necessario registrarsi online, non è consentita registrazione multipla, l'ingresso è vietato senza registrazione, carta d'identità, passaporto e certificato di registrazione. Numero limitato di partecipanti e di seguito il link per iscriversi.
Sono stato così dettagliato nel descrivervi le linee guida di questo evento del 24-25 ottobre a Berlino che, vi ricordo, da mercoledì è in lockdown totale, perché ero curioso come questi generi di parties potessero comunque continuare in Germania, soprattutto anche alla luce di quello che è successo nelle nostre discoteche sarde quest'estate. E la risposta, credo, è nelle linee guida per l'ingresso, che sono andato a cercare, come avete visto, in modo meticoloso sul web. Regole che, potete starne certi, i tedeschi hanno osservato, e infatti il festival si è tenuto regolarmente. Poi naturalmente non ero lì fisicamente, ma lo suppongo. Poi ci sono sempre le eccezioni, gli imbecilli. Ma noi italiani siamo i soliti cialtroni, ammassati al billionaire. La libertà la devi meritare, funziona proprio così. Al fianco dei diritti esistono anche i cazzo di doveri. Senza la categoria concettuale del dovere non esisterebbe nessun diritto e viceversa. Quindi che le istituzioni ci abbiano consentito di andare in vacanza quest'estate non giustificava in alcun modo le ammucchiate al Beach. Che oggi ci venga consentito di fare lo shopping natalizio non giustifica la calca nelle vie del centro. Qualcuno non afferra questo semplice concetto. Magari anche fra voi ascoltatori, spero siate pochi, se non nessuno. La gente non capisce perché viviamo in un mondo, per molti, dove tutto o è nero o è bianco, dove ogni cosa è tutto o niente. Vi risulta intollerabile o troppo difficile da capire che si possa essere liberi di, ma non per questo irresponsabili? A qualcuno in ascolto risulta incomprensibile che il governo possa dare un'indicazione del tipo: ok, andate in vacanza, il turismo è in crisi, ma evitate gli assembramenti, uscite di casa per fare la spesa, ma evitate di andare a fare gli acquisti negli stessi negozi allo stesso orario, magari per farvi vedere in centro con tante buste in mano. Poveracci, aggiungo io. La sfumatura, la mezza misura, il buonsenso. Questo è il grande assente della nostra epoca, cazzo. Per te o la vacanza è il bagno di folla in discoteca oppure non è vacanza. Lo shopping è il sabato in centro o non è shopping. Non esistono altri orari, altre giornate, altri negozi, altre zone della città. No, in centro. Ora, visto che non è proibito ancora, forse, perché mentre registriamo non so ancora cosa succederà nei prossimi giorni, ora che forse non è proibito, farai comunque il cenone con i parenti, con gli amici, con gli ex compagni delle elementari e i condomini fino al quarto piano, a dimostrazione del fatto che tu non hai la minima idea di cosa sia la libertà, perché essa implica il buon senso, la consapevolezza e il rispetto, ed è chiaro che non te la meriti la libertà, cialtrone.
Siamo quasi giunti al termine di questa ora in compagnia di Kotelek Talak. Questo programma è stato registrato nel rispetto delle norme Covid, siamo 3 persone distanziate di oltre 1,5 metri, indossiamo le mascherine e l'ambiente è areggiato. Disturbing Smell Radio. Grazie a Thomas Pudroni per questo live painting bellissimo. La scritta Disturbing la porteremo nel cuore. Se vi piace il tocco
dell'ospite di questa sera di Disturbing. Cercatelo su Instagram, Crampo Muscolare. Così sembra una cosa malvagia, ma non lo è, ve lo assicuro. Bravo Guaglio. Crampo Muscolare, Thomas Budroni, questa sera a Disturbing. Alla fine dell'interferenza di questa notte, Disturbing 5.4, l'interferenza numero 4 della seconda stagione si esaurisce qua. Vi do appuntamento al nuovo anno, nell'auspicio che sia un anno d'amore. Ai microfoni e in video per Sme Radio, Rodolfo Calorio. Frohes Neues Jahr und gute Nacht.